Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Live Splash del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di due leggi molto importanti che le persone non riescono a vedere. La prima legge è quella della ignoranza e l'altra è quella che viene definita karma, no? Reazione-azione e debito in un certo senso. Bene, ma prima di fare questo il vostro Maledetto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard, al canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano. Vi ricordo che qui sopra il numero di telefono per raggiungermi in Telegram per una eventuale consulenza privata a pagamento, 20 € 45 minuti. Vi ricordo anche che abbiamo un gruppo in Face con più di 1450 amicizie che si chiama Radionica, Radiostesia, Teologia ed Ermetismo e siete invitati se non siete ancora iscritti. In più abbiamo anche un altro gruppo sempre in Face, i link sono sotto qui in descrizione, i casti sacerdotali e siamo sui 660 amicizie. Poi abbiamo fondato, cioè ho fondato nel 2015 un sito che si chiama ilcapitano.altervista.org dove ci sono più di 20 ebook con tante istruzioni per circuiti radionici, quadranti e radiostesici e questo, ne hanno già scaricati 150.000 targati Maglietto Veneziano e il vostro Maglietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici, quadranti e radiostesici in modo gratuito. Il Degare e Maglietto Veneziano hanno anche una sezione shop in questo sito in cui se uno vuole può acquistare questo fondo a 150 € più come si suol dire, più 10 € di spedizione. Bene, andiamo avanti con la nostra pillola e parliamo un po' di quelle situazioni in cui la gente non si rende conto di non avere conoscenza, no? E scambia fischi per fiaschi e roba del genere. Lo vediamo a livello, come si suol dire, a livello sentimentale, no? Che magari c'è gente che ha 2 o 3 lauree, eppure a livello sentimentale molto limitato, no? Intelligenza emotiva molto bassa. Lo vediamo nella vita generale, in economia, e lo vediamo anche sui social, dove ci sono tantissime persone che entrano perché hanno un nickname, non si mettono in mostra e hanno proprio dei limiti di conoscenza, cioè magari sanno usare la tastiera, sono dei leoni di tastiera, ma non hanno né la voglia, né la capacità, né la forza finanziaria per crescere a livello di conoscenza, perché vi ho sempre spiegato che se l'istruzione, cioè, se l'istruzione costa, figuriamoci, l'ignoranza. L'ignoranza ha un prezzo altissimo, vi ho spiegato tante volte alcuni social, alcuni gruppi cosa provocheranno, ma la gente ne resta sempre nel suo bicchiere e non vuole migliorarsi. Quindi la prima cosa, il primo pericolo da affrontare quando uno comincia a svegliarsi, no? È aprire gli occhi e capire che esiste una materia oscura, la più tremenda, che è l'ignoranza. La seconda cosa importante da capire è che tutte le azioni che una persona fa, tutte, no? Dalla più bella alla più brutta, hanno sempre un rovescio da medaglia e che si chiama il conto. No? Il conto in Oriente l'hanno chiamato karma e praticamente qualsiasi persona che semina bene o male, un giorno busserà alla porta a qualcuno con su scritto karma e gli renderà tanto. Chi semina bene raccoglierà bene, chi semina male raccoglierà quello che ha seminato. E quindi succede spesso che molte persone, per ignoranza, pensano di aver seminato bene, no? E poi invece un giorno apriranno la porta e suoneranno il campanello e arriverà il postino che gli porterà invece qualcosa che non si stava aspettando. Questo perché? Perché l'ignoranza purtroppo è una brutta piaga, una brutta bestia. Nell'esoterismo, quando si entra, c'è molta confusione, perché purtroppo negli ultimi 30 anni la New Age ha fatto un lavaggio di cervello, no? Molte persone che sono buonisti, no? E già ho spiegato nelle altre pillole che la bontà porta solamente ad avere l'opposto che è praticamente mm, la negatività, e invece ci sono persone che sono giuste e sembrano cattive, e invece avranno la giustizia di Dio, no? L'angelo di giustizia, quello che porta sempre le cose in equilibrio, no? Quindi molte persone che pensano di avere un karma buono, un giorno busserà alla porta qualcuno e gli porterà invece qualcosa che non si stanno aspettando.
La prima cosa da fare, cari miei, è investire nella conoscenza, no? Prendere i quattro vestiti che si hanno a livello economico, si può dire, e cercare la realtà. La realtà, no, per i cabalisti è dentro nei libri scritti dei rabbi, no? E dentro lì c'è il Messia. È l'unica strada per incominciare a cercare di farsi e pulirsi un karma in ordine. Nessuno può prendere il karma per voi. Se sentite qualcuno che vi dice vi pulisco il karma, certo, il karma lo si può, tra virgolette, modellare, no? Cioè, in un certo senso, voi potete, tra virgolette, andare a piedi da qui a Roma, oppure potete prendere un bus, un taxi, una bicicletta. No? Si può fare qualcosina, però purtroppo alcune persone entrano in alcuni gruppi, in alcune sette, in alcuni movimenti politici e pensano di fare la cosa giusta per ignoranza, per mancanza di conoscenza e poi alla fine si trovano, non fatelo dire a me. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e mi raccomando, giusti, karma e poca ignoranza nella propria vita. Una miscela giusta per avere un futuro pieno di gloria. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.